Buongiorno, buongiorno da 7 in punto, dai nostri approfondimenti. Oggi trattiamo delle tematiche che crediamo particolarmente interessanti perché riguardano il mondo del lavoro, per cui riguardano ognuno di noi, riguardano la società, riguardano gli aspetti quotidiani e contingenti che viviamo. Lo facciamo con una persona giovane ma già esperta di queste cose, è il segretario organizzativo della CGIL del Veneto, Giacomo Vendrame, che andiamo a salutare e a ringraziare di essere con noi. Buongiorno a lei. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Noi abbiamo intitolato un po' genericamente questa puntata Mondo Veneto del lavoro. Diciamo, dal suo punto di vista, oggi la situazione lavorativa in Veneto a livello di vertenze aziendali, a livello di situazioni occupazionali, qual è? Incoraggiante o comunque c'è da tenere alta la guardia, come si dice? Io penso sia da tenere alta la guardia, perché è vero ed è oggettivo che le condizioni di oggi sono differenti rispetto a quelle passate e quindi c'è un oggettivo miglioramento, però alcuni indicatori ci fanno preoccupare per il futuro, perché la situazione più economica generale, in particolare di alcuni paesi legati molto a noi, penso alla Germania, non sono assolutamente positivi, e anche i dati del mercato del lavoro sono chiaroscuro. Ci sono degli aspetti che vanno effettivamente meglio, ma ci sono altri aspetti, ad esempio quello della qualità del lavoro, ad esempio le ore complessive di lavoro che non sono ancora ritornate all'originario, quindi al dato del 2008, che è il punto di riferimento prima della crisi, dimostrano come ci sia ancora molta strada da fare da tanti punti di vista. Io ho l'impressione, ed è una considerazione che facciamo in molti, che siamo in mezzo al guado, in cui bisogna decidere a livello veneto da che parte in qualche modo indirizzare lo sviluppo, la produzione, l'evoluzione che è del mondo del lavoro, che viene annunciata tante volte ma che è effettivamente in atto, ed è in alcuni casi una rivoluzione vera e propria, per cui il mondo del lavoro sta cambiando, deve cambiare anche il mondo della produzione, e chiaramente l'evoluzione di tutto ciò deve essere positiva, e noi ci auguriamo che ci sia dalla politica e chiaramente dalla parte del sindacato la giusta attenzione per farla evolvere in maniera positiva. Certo. La parola globalizzazione che effetto le fa dal suo punto di vista di giovane oltre che di sindacalista? No, mi fa un effetto, diciamo, strano, perché è una parola che è ritornata di moda dopo tanto tempo in cui veniva particolarmente combattuta. In realtà è un processo in atto da tempo, e se pensiamo al nostro Veneto e a quanto è connesso al mondo attraverso l'esportazione, in realtà è già presente tutti i giorni la globalizzazione. Il punto è che se è una globalizzazione non governata genera effetti negativi, se invece è una globalizzazione governata nella maniera giusta può generare anche per il nostro Veneto effetti positivi. Il punto sta sempre in che tipi di mi verrebbe a dire quasi anche valori, ma in realtà che tipi di indicatori si decide di perseguire in termine politico, e quindi il percorso appunto che si vuole sviluppare per il proprio territorio volge nel migliore dei modi. È chiaro che le nostre bussole ad esempio sono l'occupazione, la qualità del posto di lavoro, questi sono gli aspetti su cui vorremmo ci impegnassimo un po' tutti e di più. Lei ha usato giustamente un altro termine significativo per la nostra economia, che è export. Adesso i dazi a cura di Trump, cioè del governo americano, sono un colpo basso anche alla nostra produzione da quel punto di vista, che era un punto di forza. Sì, è un po' un paradosso questo, perché il paese liberista per antonomasia è quello che introduce per primi di fatti dei dazi, generando una guerra commerciale in particolare con la Cina, che va oggettivamente a peggiorare la situazione del commercio globale. Poi, come sempre, c'è chi ci vince e c'è chi ci perde. È chiaro che un paese come il nostro, che è particolarmente in qualche modo indotto a esportare, ha una vocazione all'export, e in particolare il nord-est e il Veneto, rischia di essere particolarmente penalizzato. E tra l'altro bisogna sempre ricordare che il nostro partner commerciale più grande è la Germania, e la Germania sta rallentando in termini economici in maniera pesante, cosa che non tanto per l'industria in sé, ma tutto l'indotto dell'industria tedesca rischia di generare effetti particolarmente negativi per i nostri territori. Quindi ci sono degli indicatori che ci preoccupano, e per quello che l'attenzione a una situazione che, come dicevo prima, è sicuramente migliore rispetto al 2011, 2012, 2013, non deve in qualche modo far pensare che la fase più difficile è passata. C'è la necessità di continuare a lavorare soprattutto sotto il profilo degli investimenti per rimanere competitivi. Sì, quello è cruciale, crediamo, insomma. La fiducia nella politica. Stiamo attraversando un momento abbastanza
diciamo, incerto. Per carità, c'è un nuovo governo, siamo passati da una maggioranza a un'altra maggioranza. Che fiducia lei ha, anche perché c'è questa manovra finanziaria che resta un po' il punto nodale? Beh, diciamo che il cambio di governo è comunque un elemento di speranza. Il governo precedente aveva impostato in qualche modo, in maniera sbagliata dal nostro punto di vista, le politiche. In particolare il Ministro dell'Interno ha cercato di dare una torsione particolarmente autoritaria allo scenario politico italiano, con politiche che riteniamo sbagliate da tutti i punti di vista. Oggi siamo un po' in attesa, nel senso che appunto la speranza vorrebbe concretizzarsi nel momento in cui si capisce davvero che direzione vuole prendere questo governo. Gli annunci iniziali sono annunci che nei principi condividiamo, perché quando si parla di taglio del cuneo fiscale, che vuol dire dare un po' più soldi in tasca ai lavoratori, noi non possiamo che essere favorevoli, e allo stesso tempo siamo favorevoli al recupero della lotta all'evasione fiscale. Poi però, non so come dire, l'esperienza ci insegna che bisogna capire che tipo di intensità si mette in questi provvedimenti, e quindi aspettiamo in qualche modo di capire lo svolgimento del tema, e a quel punto noi daremo il nostro giudizio. Tra l'altro proprio oggi, mercoledì, noi saremo a Milano per un attivo unitario assieme a CISL UIL di migliaia di lavoratori delegati di tutta Italia, proprio per ribadire le priorità del sindacato unitariamente, il che è particolarmente importante, nei confronti del governo, per far capire immediatamente quali sono le risposte necessarie al mondo del lavoro in un momento particolarmente difficile, come dicevamo, come questo. A proposito di parole, un altro termine come concertazione è un po' sparito dal nostro vocabolario, ed era un termine molto importante fino a qualche anno fa. Si contemplava un tavolo a cui si sedevano anche le famose parti sociali, come per esempio i sindacati. Sì, è una parola tra l'altro che in qualche modo si è voluto anche cancellare dal vocabolario, perché c'è stata una lunga stagione che noi ci auguriamo sia finita, della cosiddetta disintermediazione. Pareva che i cosiddetti corpi intermedi, le parti sociali, quindi il sindacato sicuramente, fossero in qualche modo un peso per lo sviluppo del Paese. Noi ci auguriamo che quella stagione sia finita, perché in realtà per governare processi complessi come quelli che viviamo oggi è necessario l'interlocuzione con corpi come il sindacato stesso, ma in realtà anche come le associazioni datoriali, perché altrimenti è complicato governare quello che sta accadendo. Quindi la concertazione è una parola che non va più di moda. Io penso però che se non ci sono più i presupposti politici per parlare della concertazione, almeno in termini storici come è avvenuto nel nostro Paese, di sicuro un confronto serrato è necessario, perché altrimenti non usciamo da una situazione che, ripeto, come evoluzione è un momento veramente cruciale, perché penso il tema dell'evoluzione tecnologica ha una ripercussione nel mondo del lavoro determinante. E allora su questo confrontarsi con parti sociali che come noi provano in qualche modo a portare avanti quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro, io penso sia strategico da tutti i punti di vista per riuscire ad avere un'evoluzione positiva. Considerate che c'è un tema che in parte il governo sfiora con il taglio del cuneo fiscale, che è completamente fuori agenda di molti partiti politici, e secondo me è un errore, che è il tema salariale. Oggi come oggi noi abbiamo un problema del livello salariale. Non lo dico io perché sono la CGIL e chiaramente di fatto voglio che ci sia più stipendio possibile per i lavoratori, ma nel rapporto dell'ASVIS, che è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile Italiana, che fa un attimo il quadro di carattere europeo, l'indicatore dello sviluppo economico e del lavoro e della qualità del lavoro, noi siamo penultimi in Europa, battuti solo dalla Germania. E tra l'altro siamo peggiorati rispetto al 2010, rispetto a quell'indicatore, a dimostrazione che c'è un tema salariale e di qualità del lavoro che è un tema che dovremmo in qualche modo risolvere nel nostro Paese, perché comprimere il cosiddetto costo del lavoro, che però è fatto di tante parti, ma nella parte che interessa a noi, cioè il salario che arriva, la busta paga che arriva al lavoratore, rischia di essere un meccanismo perverso, per cui tra l'altro attraverso questo meccanismo rischiamo di perdere un sacco di giovani che pensano di fare fortuna da altre parti e non nel nostro Paese. Senta, alla voce costo del lavoro c'è anche un aspetto importante, crediamo, come la sicurezza, e purtroppo ancora tante aziende faticano ad investire in sicurezza, o faticano forse a cogliere l'opportunità che significa investire in sicurezza.
È vero, poi le aziende spesso quando ci confrontiamo, in particolare i rappresentanti delle aziende, si arrabbiano sempre quando diciamo queste cose. In parte hanno ragione, perché chi in questo momento sta investendo molto in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si sente in qualche modo sminuito da un'affermazione del genere. E quindi è vero, c'è una buona fetta, per fortuna, di mondo del lavoro, e in cui parlo sia di datori di lavoro che lavoratori, che hanno capito l'importanza in qualche modo di investire nella sicurezza, però è altrettanto vero che i dati lo dimostrano, non basta, no. E quindi noi dobbiamo assolutamente alzare la cultura della sicurezza, che riguarda anche i lavoratori, non lo nascondiamo, ma in alcuni casi riguarda anche gli investimenti che le aziende decidono di posticipare o addirittura di non fare, chissà per quale guadagno nel breve termine. Io ricordo sempre che nel momento in cui c'è un morto sul lavoro è particolarmente rovinata anche la vita di chi ha una responsabilità all'interno di quell'impresa, quindi rischia di essere veramente al di là del dramma della morte, comunque una partita in cui perdono tutti, ed è esattamente così, quindi bisogna assolutamente, e noi lo facciamo perché stiamo rivendicando a tutti i livelli, compreso il livello politico, un investimento straordinario in termini di salute e sicurezza, perché non ci si può accontentare di un semplice indicatore che da un anno all'altro va meglio. Stiamo parlando comunque di persone che lasciano la vita sul posto di lavoro. Tra l'altro spesso ci si concentra su quelle e non si affrontano gli infortuni gravi o le malattie professionali, che sono comunque strettamente legate alla qualità del lavoro in termini proprio fisici che noi svolgiamo all'interno dei luoghi di lavoro. Certo, sì, ovviamente connessa anche a tutte queste problematiche c'è poi l'aspetto formazione del personale, cioè anche un lavoratore deve essere messo nelle condizioni, insomma, di recarsi quotidianamente al posto di lavoro e di essere consapevole. Poi ovviamente la sorte, il destino, tutto quello che vuole, però voglio dire, se si riesce a controbattere a queste situazioni in una maniera, insomma, adeguata, per cui la persona che va a lavorare non si senta o sempre in pericolo o sempre in balia delle situazioni, sarebbe opportuna. Anche da questo punto di vista le aziende hanno consapevolezza. Sì, ma tra l'altro si dice il fatto, il caso, però lo dice lo SPISAL, che sono i soggetti del sistema sociosanitario, in qualche modo l'autorità competente nel merito, ma lo conferma anche l'ispettorato, l'INAIL e tutti. Il 90% delle morti sul posto di lavoro che avvengono nella nostra regione, in realtà nel nostro paese, sarebbero evitabili, perché il fatto esiste, ma sarebbe in una misura molto ridotta, quindi c'è ancora molta strada da fare. Il problema è che quello che si diceva prima, cioè la formazione del lavoratore, con la frammentazione dei rapporti di lavoro, in particolare con la precarietà, è molto più complessa, e uno degli effetti della precarietà, come uno degli effetti del moltiplicarsi degli appalti, di subappalti e via dicendo, è esattamente questo, che l'attenzione su la sicurezza cala, con effetti purtroppo drammatici nei risultati. Purtroppo se il sistema si è modificato, tra l'altro noi lo contestiamo questa modifica, questa deteriorazione dei rapporti di lavoro, non possiamo però in qualche modo pensare che sulla sicurezza non ci sia un antidoto. Dobbiamo mettere in campo un elemento che contrasti questa frammentazione, perché noi dobbiamo avere un lavoratore che va nel suo posto di lavoro ed è pienamente consapevole dei rischi che corre. Questa è la prima delle cose che bisogna fare. Poi ci sono i dispositivi di sicurezza, perché per fortuna la tecnologia aiuta anche da questo punto di vista. I dispositivi di sicurezza è un investimento che l'azienda deve fare, e il lavoratore ha l'obbligo di mettere in campo, perché non si può disattivare un dispositivo di sicurezza anche se magari è il mio datore di lavoro che per far più velocemente mi chiede di farlo. È in campo la propria vita e bisogna anche rifiutarsi, so che è complicato, ma ci si gioca la vita su queste cose e non si può in qualche modo abbassare l'attenzione da nessun punto di vista. No, ma come dice lei, la morte, la disgrazia, il fatto tragico è una sconfitta di tutti, per cui anche del sistema socio-lavorativo. Assolutamente sì, ma per fortuna, ripeto, l'interlocuzione con le aziende nella maggior parte dei casi è di sensibilità sul tema. Il problema è proprio il sistema del mondo del lavoro, che abbiamo perso un po' il governo, perché bisogna dirlo, tramite gli appalti, la precarietà, il lavoratore che lavora 2 giorni da una parte e 3 giorni dall'altra, che genera di fatto una minore attenzione, perché ne viene meno anche la professionalità. Allora ci si chiede, si vuole il lavoratore mordi e fuggi, peccato che questo non esprima né professionalità né dall'altra parte
parte si può pensare che esprima il livello di sicurezza, quindi è un sistema che in qualche modo va corretto, e noi pensiamo che vada corretto nell'investimento complessivo del sistema stesso, nella qualità del lavoro, che vuol dire rapporti di lavoro più stabili possibile, allo stesso tempo che permette investimenti di medio e lungo termine in termini di sicurezza, di formazione e tutto quello che comporta. Si sa, è stato ospite qualche giorno fa proprio in questo studio un rappresentante dell'ANCE del Veneto, l'Associazione dei Costruttori Edili, a proposito di appalti pubblici, insomma anche di questa revisione degli appalti pubblici che sta per essere... viene messa in atto adesso a livello di regole, di controlli, e crediamo che sia più che opportuno, perché diciamo da una deregulation siamo passati ad una regolamentazione piuttosto rigorosa. Anche il discorso dei subappalti, anche lì ci deve essere un controllo nei vari passaggi. Quante volte abbiamo purtroppo anche noi riferito in cronaca il lavoratore deceduto apparteneva a una ditta di subappalto, insomma quelle situazioni che non vorremmo più ripetere. La questione degli appalti è una questione aperta nel nostro Paese, perché si oscilla tra chi vorrebbe zero burocrazia. Ricordo che insomma, il governo precedente a un certo punto, per dare libero sfogo ai vari cantieri, diceva sospendiamo il codice d'appalti. Peccato che quella burocrazia, che noi non è che amiamo per definizione, ma garantisce diritti e doveri e quindi anche sicurezza nei luoghi di lavoro. E quindi questo è uno degli aspetti su cui bisogna assolutamente investire. Il sistema degli appalti nella maggior parte dei casi è fuori controllo, questa è la verità, e noi avremo bisogno anche in termini repressivi in alcuni casi, perché lo Spisal, l'ispettorato e l'INAIL deve essere in grado di intervenire. Il problema è che se poi lo Spisal e i soggetti, le autorità competenti non hanno le risorse da mettere in campo, è un cane che si morde la coda da questo punto di vista. Allora noi dobbiamo in qualche modo capire che tutto quello che va a favore di un livello di sicurezza accettabile deve essere in qualche modo percorso, e il sistema degli appalti è uno dei sistemi che va in qualche modo corretto, anche in maniera forte e decisa, perché un'azienda che è scorretta sotto il profilo delle regole del mercato del lavoro, sotto il profilo della sicurezza, deve essere in qualche modo marginalizzata all'interno di un sistema che deve competere verso l'alto, non verso il basso, perché sono in grado di dare il minor costo possibile al mio appalto semplicemente perché sto lucrando sulla pelle dei lavoratori. È un sistema che va interrotto perché è perverso. Sì. Oltretutto non offre anche un'immagine di questo settore così importante per la nostra economia. Assolutamente. Corretto, insomma, da quel punto di vista, indubbiamente. A Giacomo Vendrame, che è il nostro gradito ospite di questa mattina, vorremmo chiedere, lei è segretario organizzativo della CGIL Veneto, che cosa vuol dire? Il segretario organizzativo è quello che segue tutti gli aspetti appunto dell'organizzazione stessa, e quindi dall'organizzazione delle strutture interne, in particolare della tutela individuale, penso al patronato, ai CAF e via dicendo, alla gestione di manifestazioni, iniziativa e via dicendo, alla relazione tra strutture per fare in modo che appunto ci sia un controllo organizzato di quello che avviene per quanto riguarda la CGIL. È un ruolo complesso che è difficile da spiegare magari all'esterno, ma che è molto più rivolto all'interno rispetto magari a un segretario generale che per noi rappresenta il punto di riferimento e che è poi il portavoce dell'organizzazione a tutto tondo, perché è anche responsabile giuridico. Quindi l'organizzativo è un po' il braccio destro, se si può utilizzare questo termine, che cerca di organizzare la struttura della CGIL a tutti i livelli. Quindi... No, deve essere un incarico tutt'altro che semplice, anche perché c'è coordinare una rete territoriale con 7 province, per cui le varie segreterie provinciali, insomma non è facile relazionarsi, perché pur diciamo, andando in una stessa direzione, è logico che sono tante teste che pensano, e come sempre mettere assieme. Anche solo fare una riunione tutti assieme quando gestisci 7 territori, 12 categorie, perché poi siamo un mondo complesso, noi è complicata, perché a maggior ragione quando sono teste pensanti, mettiamola così, e per fortuna in CGIL lo sono ancora, io dico, però metterle d'accordo a volte è complesso. Io appunto seguo gli aspetti più pragmatici e operativi, perché per gli aspetti più politici ci pensa, mettiamola così, adesso semplifico, il segretario generale.
Poi c'è da dire che l'organizzazione CGIL è una delle poche organizzazioni ancora collettive, sì, per cui non c'è un uomo solo al comando, noi abbiamo l'organo della segreteria, per quello che ci chiamiamo tutti segretari, che è un po' il luogo in cui si prendono le decisioni importanti, ma poi ci sono gli altri organi della democrazia interna che via via vengono consultati nel momento in cui c'è da fare una discussione o prendere una scelta importante per l'organizzazione. È un sistema difficile da spiegare, ha dei suoi limiti e dei suoi vantaggi, bisognerebbe correggere i limiti e sfruttare i vantaggi, sì, insomma, di come siamo fatti. No, no, certo, ma è anche è un solo pensiero, vedendo lei che è giovane, pensiamo anche il confronto proprio generazionale, cioè lei si trova magari con altre persone che lavorano nella CGIL, ma che magari hanno 15-20 anni più di lei, certo, per cui appartengono già a un momento storico diverso, perché c'era un diverso modo di affrontare le cose, cioè non tutti hanno questa capacità e elasticità mentale magari di aggiornarsi ai tempi, anche se comunque dobbiamo farlo. Beh, diciamo che la CGIL Veneto in particolare, che chiaramente conosco più delle altre, è riuscita a fare un cambio generazionale importante, sì, del proprio gruppo dirigente. Di sicuro la distanza generazionale si fa sentire a volte, però devo dire che dal confronto anche proprio delle proprie esperienze vissute, dalle condizioni che si vivono, chi oggi è più giovane vive delle difficoltà, ma chiaramente chi oggi magari ha 60 anni ha avuto esperienze importanti che sono comunque un contributo per affrontare, sì, l'attività di carattere, sì, sindacale. Quindi il confronto anche tra generazioni differenti è particolarmente importante, sapendo che l'anagrafe vale per tutti e quindi siccome non si è infiniti, il cambio generazionale è un elemento fondamentale, perché altrimenti voglio dire, una CGIL che invecchia rischia, certo, di essere una CGIL che non si rigenera più. Per fortuna noi teniamo tutto assieme e quindi ci rigeneriamo anche. No, ma indubbiamente, insomma, pensiamo solo appunto a questo fatidico 2008, anno in cui, diciamo, per tradizione si indica l'inizio della crisi, chi allora era nel sindacato, scusa, meno male, vede i giovani che correggono gli anziani che non ricordo, questo succederà anche nelle vostre riunioni. Diciamo, chi era nel sindacato che aveva, non so, 60 anni, 65, adesso all'indomani di questa crisi, che poi non è un indomani, ma diciamo a qualche anno di distanza, diciamo, riflette anche su come vedeva le cose allora e come le vede adesso, come sono cambiati i tempi, giustamente sottolineava anche lei, e come le aziende sono state anche capaci di fronteggiare questo cambio. Io penso che l'esperienza vissuta sia sempre un contributo straordinario rispetto alla discussione, anche perché il sindacato parla di cose reali, di condizioni delle persone, sì, e quindi volerle rappresentare come la CGIL vuole in termini confederali e generali significa che comunque tutti hanno voce in capitolo e chi meglio di chi oggi ha 30 anni, 20 anni può esprimere la condizione giovanile per i 20 anni, per i 30 anni magari neogenitoriale, le difficoltà di avere una famiglia, via dicendo, come d'altronde è altrettanto importante avere i pensionati che rappresentano la condizione di pensionati. Essere un sindacato grande come il nostro, sì, vuol dire tenere tutto assieme, sì, però ci vuole che la voce di ogni ambito sia in qualche modo forte per poter tenere oggettivamente tutto assieme. Non è semplice, non è nemmeno, voglio dire, così necessario a volte trovare oggi la sintesi di situazioni, certo, che hanno anche delle contraddizioni in essere, però un percorso di carattere sindacale e politico per noi è fondamentale, perché noi vogliamo rispondere alle esigenze di tutti i lavoratori. Tutti vuol dire di condizioni anche molto differenti tra loro. Sì, certo. Insomma, solo così si può anche creare qualcosa, un confronto magari anche tra situazioni molto diverse. Noi leggevamo, a proposito delle deleghe che ha, perché lei non è solo segretario organizzativo, come delega anche una delega abbastanza delicata, a parte quella del mercato del lavoro, che insomma già solo a citarla, non diciamo fa paura, ma insomma fa un certo effetto. C'è anche quella delle politiche industriali, dei servizi pubblici locali e delle partecipate. Anche questo nodo delle partecipate che affligge ormai tutte le amministrazioni, che vogliono eliminarle, vogliono tagliarle, vogliono ridurle, contenerle. C'è anche questo, è un ambito molto delicato. È un ambito delicatissimo, tra l'altro una delega che mi piace, non so come dire, mi appassiona particolarmente. C'è un punto di vista della politica oggi che va tra il distratto e in qualche modo una posizione anche sbagliata, perché
in particolare in Veneto abbiamo una situazione delle società partecipate positiva, non possiamo dire che ci sono situazioni drammatiche, poi le eccezioni ci sono sempre perché stiamo parlando di una galassia molto complessa, però se parliamo di acqua, rifiuti, trasporto pubblico e energia, mettiamola così, le partecipate locali sono tutti soggetti che non sono in difficoltà perlomeno, ripeto, al di là dei particolari. Il punto vero è che la politica non capisce che lì, perché è la politica che spesso decide di queste società, perché sono società pubbliche in mano ai comuni tendenzialmente, bisognerebbe far capire a questi soggetti che hanno in mano una leva straordinaria sotto il profilo dello sviluppo industriale, perché tutti i settori che io ho citato creano occupazione, spesso hanno un valore aggiunto particolarmente elevato, ma c'è anche l'effetto positivo che gestiscono elementi fondamentali per la vita comune delle cittadine. Quindi ambiente, perché gestire bene i rifiuti vuol dire evitare di inquinare, adesso banalizzo, gestire bene l'acqua vuol dire in qualche modo dare un servizio fondamentale all'essere umano, ma così come gestire l'energia o il trasporto pubblico. Quindi sfruttare, ed è una parola brutta ma lo uso appositamente, questi settori genererebbe uno sviluppo positivo, perché lì generi occupazione, spesso di buona qualità, e se non è di buona qualità bisogna correggere il tiro, genera comunque risorse che, essendo società pubbliche, stanno in pancia al sistema pubblico, ma genera anche innovazione, perché per fare una buona gestione del ciclo rifiuti deve fare innovazione, per fare un servizio di trasporto pubblico innovativo devi mettere in campo la tecnologia. Ecco, quindi abbiamo in realtà in mano, a proposito di autonomia del Veneto, una leva formidabile in mano ai soggetti pubblici, che spesso invece non viene esercitata pienamente. Ed è un problema, perché stiamo perdendo opportunità enormi in settori, tra l'altro, dove il mondo sta evolvendo alla velocità della luce. Pensiamo a quello dell'energia, perché chiaramente energia elettrica e via dicendo, la macchina elettrica, in cui veramente avresti la possibilità di avere elementi fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio in termini positivi. Ma allora, secondo lei, il discorso della mancanza di risorse o risorse ristrette suona tante volte come un alibi? Ma sì, cioè, il problema delle risorse è sempre dove le risorse ci sono e come vengono utilizzate. Che il nostro Paese, rispetto ad altri Paesi, abbia una difficoltà di sviluppare risorse pubbliche massicce è evidente, perché il 130% del debito sul PIL non è un'invenzione, voglio dire. Però è altrettanto vero che in qualche modo destinare le risorse nel punto giusto genera un volano positivo che andrebbe a beneficio del debito stesso, perché recuperi in qualche modo in termini di crescita, e su questo manca a volte il coraggio, perché è chiaro che destinare risorse su elementi di sviluppo vuol dire magari scontentare altri su altri ambiti, però ormai siamo arrivati a un bivio in cui scelte cosiddette strategiche devono essere prese, perché altrimenti le prende qualcun altro per te. È quello il discorso, cioè anche lì, come diceva lei è stato molto elegante, la politica è distratta, in questo caso potremmo dire che è anche miope. Assolutamente, perché ad esempio in Veneto io non capisco perché non si ragioni in qualche modo di dare degli indirizzi politici di un certo tipo a tutte le società che dicevo prima, sviluppando appunto un processo virtuoso. Poi se questo è attraverso un percorso di aggregazioni tra le realtà o attraverso un investimento in un ambito o in un altro, lo si decide appunto in un ambito collettivo. Però è fondamentale perché, ripeto, oggi come è oggi, gestire i rifiuti, il ciclo idrico integrato, l'energia e il trasporto pubblico è determinante per la qualità della vita dei cittadini del nostro Paese. Fare in modo che sia qualcun altro a decidere su questi ambiti, perché poi sono soggetti industriali veri e propri che diventano appetibili da altri soggetti industriali che, più forti economicamente, rischiano di acquisire il tutto, perché quella società troppo piccola non è in grado di competere rispetto a società molto grandi. Allora, su questo avere un'idea come Veneto, come Paese e come Veneto, sarebbe utile in qualche modo per sviluppare gli effetti positivi di quei settori, che ricordo sono anche importanti appunto dal punto di vista occupazionale, e ricordo nel caso in cui facciano utili e vengano distribuiti vanno alle casse dei comuni. Infatti. Quindi è un meccanismo oggettivamente virtuoso. Sì, appunto, oggettivamente virtuoso e con un ritorno, insomma.
vogliamo metterla proprio in termini anche di redditività, insomma. Noi siamo estremamente grati a Giacomo Vendrami, con cui abbiamo trattato solo una parte delle tante questioni di cui volevamo parlare, insomma ci auguriamo che presto torni a trovarci, ci ha fatto molto piacere. Giacomo Vendrami, segretario organizzativo della CGIL del Veneto, noi la ringraziamo per essere stato con noi oggi e le auguriamo buon lavoro. Grazie, grazie davvero. Grazie, e abbiamo augurato buon lavoro a un sindacalista che tante volte, come nella categoria che rappresentiamo noi, diciamo si fa tutto pur di non lavorare. Vabbè, insomma, siamo da quel punto di vista solidali. Grazie al nostro ospite e a voi per averci seguito, buona giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di 7 in punto.